Ma Alfano non ci aveva raccontato che era andato in Europa assieme a Renzi, che avevano raggiunto un accordo per cui tutti si sarebbero preso in carico questi profughi, e dopo questo accordo meraviglioso che hanno fatto in Europa noi continuiamo ad avere un aumento delle richieste di profughi nei nostri territori. Tanto profughi, vorrei capire chi li ha definiti tali. Questi sono clandestini che probabilmente avranno lo status di profugo quando qualcuno, una commissione ministeriale, deciderà che sono profughi, perché poi insomma tutti li chiamiamo profughi, però abbiamo visto i dati, uno, 2 su 10 è realmente un profugo di guerra, tutto il resto sono clandestini. Noi ribadiamo, non c'è spazio per i clandestini, non abbiamo spazio per i nostri, e voglio essere molto chiaro: se il comune di Padova ha una casa a disposizione, la dà casomai a un padovano che è stato sfrattato, e per questo non c'è stato nessun prefetto che si sia preoccupato della sua situazione abitativa. Quindi io, se ho una casa, la do a questo padovano. I profughi, quando saranno definiti tali, vedremo. Intanto sono clandestini, e clandestini per loro non c'è spazio. Punto. L'importante è che il Comune su questo mantenga una posizione ferma. Ed è una questione non tanto di mancanza di accoglienza, perché io l'ho detto anche il primo maggio, non c'è accoglienza senza il dopo. Noi stiamo accogliendo decine di migliaia di persone senza preoccuparsi poi di che fine fanno questi. E teniamo giovani di 18, 19, 20 anni rinchiusi in abitazioni più o meno adeguate, senza dar loro una prospettiva, senza dare loro un lavoro, cioè li teniamo là con la speranza che se ne vadano da soli. Perché poi, lo diciamo, è questo che facciamo noi, li accogliamo nella speranza che vadano da un'altra parte. Se questa è solidarietà, il Comune su questo rimane fermo. E io trovo davvero molto preoccupante che ci siano cittadini padovani che danno ospitalità a questi presunti profughi, di cui non conosciamo né la provenienza né la destinazione, ovviamente pensando, qualora ci fossero dei problemi, di scaricarli, come sempre accade in Italia, nell'amministrazione comunale. Ecco, lo ripeto perché l'ho già detto, ma lo voglio ripetere, approfitto di questo, ai cittadini padovani che accolgono questi signori: se dopo hanno problemi di convivenza, di ripresa dell'immobile, oppure c'è qualche spacciatore, si arrangiano. Che non pensino di venire in comune per chiedere aiuto per lo sfratto, si arrangiano sia con i danni, e se provocano danni li pagano loro, i proprietari.